Ingegnere Barone, questa volta ci siamo, Emporio Arte e Natura, rimandato di una settimana a causa del maltempo, torna questo fine settimana, sabato e domenica, al Piazzale Caos con l'esposizione dei prodotti agroalimentari, ma anche con dei momenti culturali, formativi e informativi. Sì, abbiamo superato la pioggia, ormai il sole dovrebbe accompagnarci e quindi sabato 14 e domenica 15 a Piazzale Caos si avrà finalmente questa mostra di prodotti agroalimentari che ha avuto il sostegno e il contributo di noi dell'Associazione Il Cerchio, di tutti coloro che hanno voluto collaborare in forma anche gratuita e dell'assessorato all'agricoltura e alla pesca mediterranea. Diciamo che nel bando è prevista anche la filiera corta, chiamavano non solo alimentare, ma culturale e mentale, cioè del poter accompagnare alle vendite e alle esposizioni dei prodotti agricoli, agroalimentari, caseari, dell'artigianato, eccetera, poter affibbiare anche delle iniziative culturali. Noi ne abbiamo preparato due. Una prettamente agroalimentare si avrà domenica mattina, proprio ci saranno due interventi di persone specializzate nel campo dell'agroalimentare, sia degli adulti ma dei bambini, perché i bambini saranno il nostro futuro, dei ragazzi di oggi e di domani, che già purtroppo soffrono di molte malattie infantili molto recidive per colpa dell'alimentazione insana. E poi ci sarà anche sabato, cioè il giorno prima, un incontro con il verismo e con Pirandello, intitolato Vita nei campi, in cui la Dante Alighieri, Società Dante Alighieri, Comitato di Agrigento, offre gratuitamente sempre questo partenariato che ci consentirà di avere un contributo culturale. Appuntamento sabato e domenica con ingresso gratuito. Appuntamento sabato e domenica, ingresso gratuito per tutti, sia per gli espositori e venditori, sia per coloro che vengono come visitatori e acquirenti eventualmente. A Piazzale Caos dalle 9:30, la inaugurazione sarà sabato a cura del sindaco e delle autorità con l'alzabandiera e gli inni nazionali e locali e dovremmo riuscire, speriamo, nella nostra iniziativa. Noi ci speriamo tanto e questo è dovuto sicuramente al successo che si conterà sul numero dei visitatori e sulla qualità anche dei visitatori. Ha sempre colpito l'iniziativa di questo mercato, chiamiamolo così, ortofrutticolo o di prodotti caseari, locali e dell'identità siciliana. Speriamo che anche quest'anno, dopo la pandemia, si riprenda come stiamo cercando di fare. Dottoressa Palermo, quale sarà il suo contributo alla tavola rotonda? Premettendo che oltre il 25% dei bambini che frequentano la scuola primaria sono affetti da sovrappeso o da obesità, il mio contributo in questa tavola rotonda sarà quello di dare dei consigli ai bambini, ma soprattutto ai genitori, sull'evitare le cattive abitudini alimentari, sullo stimolare la corretta alimentazione e permettere in questo modo un normale crescimento. Da qui nasce l'arte della nutrizione. Che cosa significa l'arte della nutrizione? Se noi uniamo la corretta alimentazione, l'idratazione, il movimento e uno stile di vita sano, sicuramente riusciremo a gestire consapevolmente il nostro peso. E inoltre, se iniziamo a guardarci con occhi diversi, possiamo cambiare progressivamente l'arte di nutrire il nostro corpo e quindi trasmettere le nostre sane abitudini alimentari ai nostri figli. Dottoressa Russo, che ruolo ha l'aspetto psicologico nella nutrizione?
L'aspetto psicologico all'interno della nutrizione ha un ruolo di pari importanza a quello medico e a quello sociale. Cercherò di spiegarmi meglio. Negli ultimi decenni la comunità scientifica sottolinea come la nutrizione non faccia riferimento al mero percorso dietetico prescritto dal medico, ma a un più complesso processo nutrizionale, quindi anche psico-nutrizionale, dove anche i fattori, le componenti sociali, culturali hanno il loro peso. Mi viene in mente ad esempio è indispensabile citare il nuovo neologismo coniato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è di Globesity, no? E ci dà come dire, il mandato a tutti noi sanitari di occuparci di questa pandemia che a livello globale sta diventando oggetto di preoccupazione per la salute pubblica. L'aspetto psicologico va preso in considerazione non solo da un punto di vista quando c'è una ragione un po' più patologica, quindi per intervenire già su un danno prodotto, ma come percorso come dire, psico-nutrizionale, quindi fisiologico, per individuare e assorgere tutti quei fattori inibenti o favorenti un giusto approccio all'alimentazione, che comporta anche quindi un processo di consapevolezza sul proprio corpo, ma anche sulle eventuali, che ne so, fame psicogena, tutti quegli aspetti psicologici che intervengono e sfavoriscono una giusta nutrizione e quindi favoriscono anche un aumento di peso nutrendosi male. A Emporio Arte e Natura ci sarà spazio anche per l'intrattenimento dei bambini con dei laboratori creativi con Ada e Imparo Creando. Sì, vi aspettiamo il 14 e 15 maggio presso il caffè letterario Luigi Pirandello, Piazzale Caos Agrigento, dove vi è la casa natale Luigi Pirandello, dalle ore 11 alle 12:30, con animazione e laboratori creativi per bambini attinenti alla giornata dedicata alle famiglie, appunto la giornata internazionale della famiglia. L'evento è totalmente gratuito, vi aspettiamo.